Bella collina di Quartu, nella mia collina. Wow, let's go. Sbagliavo completamente. Guardate quanto. Buondì a tutti. Oggi stiamo salendo di nuovo alla collina di Quartu Sant'Elena, con questa salita molto ripida e molto complicata. Guardate quanta è complicata, con tutti questi fossi, che proprio salisci con la mia bici, la mountain bike che mi ha regalato mia cugina, una Focus di queste sportive Sport Series Black Hills. Sta portando fin su e vedere che cosa, dove potremo andare oggi. La natura si sta riprendendo, sta migliorando, ragazzi. Vuol dire che dopo che ho fatto i miei video, quando avevo criticato questa zona che era tutto pieno di robacce, soprattutto, porca miseria, cacchio, porca miseria, guardate, è passato sopra la mia bici, c'è passato sopra mentre stavo facendo la produzione. Cacchio, ragazzi, sono stato fregato, porca miseria. Vedete, io odio queste cose sulla natura, le spine, non vorrei che la mia bici l'abbia bucato. Guardate qui. Guardate qui come tutte le robacce che mettono. Però per fortuna che queste cose non inquinano, perché quello è sempre appartiene naturale. No, ragazzi, non è cambiato niente. Guardate, non hanno ancora pulito, mi sbagliavo completamente. Guardate quanto. Tutti i rifiuti. E poi qui guardate che cosa c'è, una cosa più pericolosa che le fa male alla natura, è bombole da gas. Questa cosa è io voglio mandare questo video alla polizia municipale, ai vigili urbani, che non va bene che devono lasciare roba così dove potremo passare persone e anche bambini, e i bambini potrebbero calpestare il vetro. Questa è una segnalazione per avvertire i vigili urbani che non va bene questa cosa, non va bene, non c'è rispetto qui su questa collina. Questa è una collina molto importante dove tutti possono andare a farsi una bella scampagnata se vogliono, farsi una passeggiata, invece devono guardare tutta questa sporcizia. Va bene, siete maleducati, siete.
Maleducati! Mi dà fastidio, mi dà vedere queste cose a me. Io ci vado perché devo documentare le cazzate che fa l'umanità. Ma guarda, ma guarda. Io qui, ci mando la notizia, quelle persone sarde che vengono a prenderci per il culo. Guarda, pieno di plastica, scarpe. Guardate, non ci posso credere. Guardate anche qui, guardate. Io guarda, sto senza parole. Guardate, materassi. Poi che cosa c'è? Una TV degli anni 90. Cosa che è un tendone o di un gommone, che cos'è? Sì, un gommone. Queste cose inquinano. Non va bene. Alla terra non le fa bene tutte queste robacce. Anche gomme. Basta che qui ci buttano un accendino, un sigaro, brucia tutto. E poi nel cielo vediamo tutto fumo nero. Non va bene, non va bene, non va bene. La cosa di bello di questa cosa, sapete qual è, ragazzi? Ve lo faccio vedere. In questo momento adesso stiamo andando a vedere un punto che voi sicuramente riconoscete, questo posto. Guardate. La mia postazione dove guardo davanti, faccio meditazione. La meraviglia. Si vede qui tutto le città e di provincia di Cagliari. Bel panorama. La città di Quartu Sant'Elena. Mi sto per emozionare, ragazzi. Qui era un disastro ed era la mia postazione dove io per la prima volta avevo fatto meditazione, ragazzi, perché io un periodo non mi sentivo bene, ero stressato lavorando e io sono venuto qui a imparare a fare meditazione di fronte in questa meraviglia, guardate. E quindi se io adesso provo a cercare la sedia dove io mi ero seduto e la riprendo e la riporto qui, in questo punto. No, l'ho trovata! Finita, ragazzi, l'ho trovata, non ci posso credere, c'è sempre. Ragazzi, mi sto emozionando, sono passati non so quanti anni, sono passati 5 anni. No, guardate dove è finito con gli anni. È diventata la mia sedia! Non ci posso credere, guarda come è diventata! Ah no, è sempre intera. La voglio rimetterla qui, la mia sedia, ragazzi. Ma la voglio rimettere qui perché io come mi ero seduto una volta. Ero io proprio qui. Ok. Là? Beh, spasciata un po', Vedete come l'avevo spasciata. Comunque, questa era la mia sedia, ragazzi. Io ero seduto così, facendo meditazione, ascoltando il suono della natura, il vento, il sole che mi filtrava negli occhi. E di fronte questa bellissima città e dietro le montagne. Ragazzi, è un'emozione. Adesso che
che ci penso, andiamo a visitare che cosa c'è qui sotto, ok? E lasciamo in pace la mia sedia degli anni 2014 che l'ho messa qui, l'avevo messa e io l'ho rimessa di nuovo, ragazzi, l'ho rimessa di nuovo. È ancora finto, ragazzi. Questo era il punto dove io per la prima volta cado con la mia bici. Stavo scendendo, io proprio cado proprio in quel punto là. Non so se si vede ancora la mia frenata della mia bici. No, beh, con gli anni, con la pioggia, l'ha tutta sepolta le cose, le mie frenate. Ci mancherebbe. Che emozione, che emozione. Grazie Dio, grazie di questa meraviglia. Poi guardate, ragazzi, il panorama. Che bello. Che bello. Ah, là chi c'è? Là chi c'è? I cani. Quelli che mi scocciavano sempre. Dove sono? Li vedete? Sono sempre loro. Sono cresciuti. Mi ricordo che erano piccoli, che mi scocciavano sempre. Mi devo muovere perché sono questi qua, mi vengono di nuovo incontro e mi fanno le feste come nel 2014, che adesso siamo arrivati nel 2019. Sì, vedete, sono case che stavano... questa casa era in costruzione e l'hanno abbandonato, non l'hanno più continuato. Non ci posso credere. E guarda cosa ci hanno messo qui, le gomme. Collina. La mia postazione. Lì, vedete. E qui se ci buttano una cicca, ragazzi, vedremo fumo nero. Anche questa è un'altra segnalazione. Un'altra segnalazione. E va bene, ragazzi. Finisce qui questa mia produzione, questa mia esplorazione sul ricordo della mia collina, dove facevo la mia meditazione su questa collina di Quartu. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, questa esplorazione, mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale di YouTube Andrew Pepper, esploratore di misteri Sardegna, e ci vediamo alla prossima produzione, ok? Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, buon pranzo a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Let's go.